Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo, organizzata da ULSEI Euganea di Padova, in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Siamo arrivati alla terza giornata di questa settimana e ringraziamo ancora una volta tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento. Il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Parma, l'ANCI del Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. Un ringraziamento molto sentito va a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e in particolare a TGR Rai e Telepadova che sono nostri media partner. Ci troviamo a Padova all'interno della prestigiosa Sala della Carità. Stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULS 6. E quindi salutiamo il pubblico che molto numeroso ci sta seguendo fin dal primo appuntamento di questa settimana e oltre che numeroso anche partecipe perché abbiamo avuto moltissima interazione nei giorni scorsi e invitiamo le persone a continuare a utilizzare i canali social per porgere delle domande ai nostri relatori e interagire con noi. Quindi ringraziamo anche tutte le persone che ci stanno aiutando a diffondere a livello nazionale questo evento, condividendo sui propri canali social le nostre dirette. Abbiamo intitolato questa prima edizione con le seguenti parole: siamo tutti in gioco, un titolo che abbiamo scelto per sottolineare la nostra intenzione di rivolgerci veramente a tutta la cittadinanza e non solamente agli addetti ai lavori di questo argomento del gioco d'azzardo, perché abbiamo proprio l'intenzione di fare un evento di divulgazione che raggiunga più persone possibili. La prevenzione si fa anche così, la promozione della salute si fa comunicando col maggior numero di persone possibili e tra queste abbiamo avuto e avremo ancora anche degli studenti. Quindi ci rivolgiamo a loro e invitiamo gli insegnanti a interagire con noi appunto tramite i canali social anche per portarci le domande dei ragazzi e delle ragazze. Ci rivolgiamo inoltre a tutte le persone che si occupano di età evolutiva, genitori, insegnanti, educatori e tutte le altre persone sensibili a questo tema. Come dicevo, pensiamo appunto che la cultura della prevenzione ci riguardi veramente tutti, siamo tutti in gioco e quindi questa settimana è organizzata proprio per avere il parere e il contributo di esperti della dipendenza del gioco d'azzardo, ma anche campioni dello sport, personalità importanti della legalità, come sarà oggi, professionisti della comunicazione, esperti del mondo digitale e molto altro. Avrete certamente potuto vedere che c'è anche un sito dedicato a questa settimana dove sono disponibili tutti i materiali promozionali e da cui potete scaricare il programma per intero. Il sito si chiama www.cambiogiocouls6.it e su questo sito rimarrà anche traccia video con le registrazioni di tutti gli interventi, quindi potrete consultarli anche in differita. Qui con noi oggi presente come ospite in studio c'è il professor Alessandro Naccarato, al quale diamo il benvenuto, professore presso l'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle e componente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Benvenuto, grazie per essere presente professore. Al termine della relazione dei nostri relatori di oggi, il professore ci aiuterà a fare una prima riflessione e potrà eventualmente porre le prime domande ai nostri ospiti. Quindi grazie ancora per aver partecipato. Ora passo la parola per un saluto istituzionale al dottor Fabio Folega, che invito a raggiungerci qui vicino al palco. Benvenuto dottor Folega, responsabile dell'ufficio dipendenze della Regione Veneto. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e vi porto innanzitutto i saluti della nostra direzione, che è la Direzione Servizi Sociali, e dell'unità organizzativa che si occupa di dipendenze appunto all'interno della Regione Veneto. L'iniziativa di oggi si colloca in un contesto molto più ampio che è il piano operativo regionale sul gioco d'azzardo patologico. È un piano che viene approvato diciamo in questi ultimi anni annualmente, prima in termini biennali. La programmazione è partita nel 2016
e arriva fino all'anno in corso. La programmazione regionale è sostenuta anche da un finanziamento nazionale, è un fondo ministeriale vincolato che appunto eroga dei fondi a tutte le regioni d'Italia appunto su questo tema che è estremamente importante. Per quello che mi riguarda, io mi occupo appunto di dipendenze, sono il responsabile dell'ufficio dipendenze e collaboro con tutti i dipartimenti per le dipendenze del Veneto che sono collocati funzionalmente all'interno delle aziende ULSS, e appunto il piano operativo regionale sul gioco azzardo viene articolato territorialmente dalle singole ULSS proprio attraverso i propri dipartimenti. Una cosa da evidenziare è che il Veneto si colloca sulla dimensione nazionale diciamo con un profilo molto, molto avanzato, come attesta anche l'iniziativa di questi giorni qui a Padova. E soprattutto esiste una grande ricchezza progettuale da parte delle aziende sanitarie del Veneto. Stiamo parlando di oltre 40 progetti all'interno delle 9 ULSS che compongono il sistema sociosanitario regionale. Quindi grazie a tutti voi, grazie a tutti gli operatori che si occupano di questo tema estremamente importante ma anche molto, molto complicato e difficile, e grazie anche ai relatori di oggi in questa giornata che si presenta molto, molto fruttuosa, diciamo, da un punto di vista scientifico e anche culturale. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, dottore, grazie davvero per questo suo contributo. E abbiamo per un altro saluto anche la dottoressa Stefania Gallo, che è educatrice professionale presso il CERD di Cittadella e referente del Centro Educativo Digitale LOL. Benvenuta dottoressa, buongiorno. Benvenuta e buona giornata a tutti. Con piacere che presento il laboratorio digitale LOL, Lab on Life, un laboratorio di vita per aumentare la consapevolezza dello stare nel digitale attraverso il digitale. Il laboratorio LOL aprirà i battenti nei prossimi giorni e proporrà le proprie esperienze ai ragazzi delle quarte superiori. L'obiettivo di questo laboratorio è quello di aumentare la consapevolezza dello stare nel digitale. Facciamo questo attraverso 3 tipi di esperienze che vengono proposti ai ragazzi. La stanza della gamification, dove andiamo a vedere come il gioco d'azzardo si stia spalmando nella nostra realtà quotidiana, dai gratta e vinci che troviamo al di fuori dei supermercati e che noi condividiamo con i nostri bambini, ai videogiochi pensati per anche fasce d'età molto giovani, dove si ottengono delle monete utilizzando delle slot machine. Dopo questa stanza i ragazzi entrano in una stanza del corpo dove vanno ad affrontare l'aspetto della consapevolezza, acquisendo proprio quella conoscenza del sé che permette loro di capire che quando si trova in uno stato di disagio, di fastidio, di vulnerabilità, le pressioni esercitate dal gioco d'azzardo diventano più allettanti, per poi passare a una stanza della realtà virtuale aumentata dove si va a vedere che ci sono degli aspetti di noi che per essere protagonisti del nostro futuro e del cambiamento dobbiamo anche imparare a lasciarci un po' alle spalle, perché i veri protagonisti siamo noi e siamo noi che possiamo determinare la nostra vita e il nostro futuro. Grazie dottoressa per questa testimonianza, per la quale abbiamo anche la possibilità di mostrare agli spettatori un video che avete prodotto proprio per far comprendere alle persone di che cosa si tratti, di che cosa sia questo servizio LOL. Quindi prego la regia di mandare in onda il video.
La presentazione di questo servizio innovativo. Ringraziamo la dottoressa Stefania Gallo e il dottor Fabio Folega per il loro saluto e la loro testimonianza. Siamo pronti per iniziare l'incontro di oggi, un incontro dal titolo Su chi puntiamo? Dalle scommesse sportive al riciclaggio del denaro. Abbiamo con noi degli ospiti di eccezione che ringraziamo per la loro presenza e la loro disponibilità. Giulia Migneco, responsabile della comunicazione di Avviso Pubblico. Benvenuta Giulia Migneco. Il dottor Antonino Fanara, magistrato e sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che è in rappresentanza del dottor Giovanni Melillo, che è impossibilitato a partecipare per un sopraggiunto impegno istituzionale. È collegato con noi da Roma appunto il dottor Antonino Fanara. E poi abbiamo, sempre in videocollegamento, il giornalista Giovanni Tizian. Bene, eccoli, li vediamo, benvenuti, grazie per essere con noi. Buongiorno. L'incontro di oggi intende rivolgersi naturalmente a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani e giovanissimi, perché quando parliamo di gioco d'azzardo, oltre che per la salute della persona e della sua cerchia familiare, stiamo parlando di un problema che è dannoso per l'intera società, perché spesso rientra fra le attività illegali di organizzazioni malavitose che speculano su questa come su altre forme di dipendenza. Quindi fra le strategie di contrasto a questi fenomeni rientra anche la diffusione di corrette informazioni e soprattutto la promozione della cultura della legalità. Cultura della legalità per la quale si spendono quotidianamente non solo donne e uomini dello Stato, ma interi settori del tessuto sociale, associazioni e singoli cittadini. E quindi noi oggi vogliamo testimoniare proprio questo e raggiungere le persone che ci ascoltano anche con questo punto di vista importante. Vi presento i nostri relatori. Giulia Migneco, responsabile della comunicazione di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafie e corruzione. Ha all'attivo alcune pubblicazioni, tra cui 20 anni di lotta alle mafie e alla corruzione, l'esperienza di Avviso Pubblico e poi Lose for Life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo. E infine la pandemia d'azzardo, rischi, pericoli e proposte di riforma. Antonino Fanara è un magistrato impegnato da anni contro la criminalità organizzata e oggi sostituto procuratore presso la Procura Antimafia e Antiterrorismo di Roma, da cui è collegato con noi. Giovanni Tizian è laureato in criminologia, capo servizio cronaca inchieste per il quotidiano Domani, ha lavorato per l'Espresso e la Repubblica, ha una storia anche familiare di rapporto con la legalità anche per questioni appunto legate alla sua esperienza personale. Dal 2011 ha vissuto per quasi 10 anni sotto scorta, ha scritto diversi libri sull''ndrangheta e i legami della mafia con il tessuto sociale, imprenditoriale e politico anche del nord Italia. La sua ultima pubblicazione è Atlante illustrato di Cosa Nostra e ha vinto numerosi premi giornalistici. Siamo veramente onorati di avere questi ospiti con noi. Prima di passare loro la parola, vi ricordo che potete porre eventuali domande ai nostri relatori di oggi commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Ecco, l'avete fatto molto attivamente nei giorni scorsi, vi invitiamo a farlo ancora perché siamo molto contenti di interagire con voi. Lascio quindi la parola per prima a Giulia Migneco per il suo intervento e la ringrazio nuovamente per essere qui con noi. Grazie a te Marco e grazie soprattutto a tutti coloro che hanno organizzato questa settimana di prevenzione alla dipendenza da gioco d'azzardo e complimenti per il lavoro svolto dall'ASL per questo servizio innovativo di cui tempo fa avevo già sentito parlare, ma finalmente ho avuto modo anche di vederlo più praticamente in video. E oggi parliamo appunto di gioco d'azzardo e criminalità organizzata. Io per diciamo, provare a focalizzare dei punti ho preparato delle slide, però come appunto sostenevi tu vi chiedo di interrompermi ogni qualvolta insomma ci sono delle considerazioni, delle osservazioni, delle domande che volete fare in merito. Noi come Avviso Pubblico, che è un'associazione che mette insieme enti locali, province, città metropolitane, regioni,
di cui oltre un centinaio di soci nella regione Veneto, da anni ci occupiamo del tema del gioco d'azzardo e anche degli interessi appunto che la criminalità organizzata ha nel settore, proprio perché i comuni sono stati tra l'altro i primi a dover prendere in mano questa situazione, la diffusione enorme che nel nostro paese si è sviluppata negli ultimi 30 anni, e lo hanno fatto attraverso appunto l'emanazione di diversi regolamenti comunali, ordinanze e nel caso delle regioni di leggi regionali. Perché è importante conoscere gli interessi mafiosi in questo settore? Perché in teoria il nostro legislatore, lo Stato, ha deciso di legalizzare una parte di giochi d'azzardo proprio per prevenire le infiltrazioni mafiose che erano presenti nel settore. Purtroppo però ad oggi ci ritroviamo invece ad aver dato anche la parte del settore legale in gran parte anche alle organizzazioni mafiose, come vedremo più avanti e come sicuramente possono testimoniare anche gli altri relatori. Io inizio sempre da questa slide quando faccio gli incontri sul tema azzardo e mafie, perché è una cosa di cui credo nessuno di noi ricorda, nel senso che l'articolo 718 e 723 del nostro codice penale dice che il gioco d'azzardo in quanto tale è illegale, quindi lo è tuttora, salvo deroghe che sono concesse dai governi nell'introduzione di appunto quelli che noi chiamiamo i giochi autorizzati e che negli ultimi 30 anni sono diventate sempre più frequenti. Dal 1992, anno in cui diciamo si inizia a legalizzare una parte del settore azzardo, fino al 2012 tutti i governi di destra e di sinistra che si sono succeduti hanno introdotto nuove forme di gioco autorizzato. Nelle intenzioni del legislatore però, come dicevo all'inizio, la liberalizzazione avrebbe dovuto ottenere un duplice scopo: da un lato ovviamente garantire gettito erariale e dall'altro però invece eliminare una fonte di reddito illecita da parte delle organizzazioni criminali che, credo ricordiamo tutti, gestivano gran parte delle bische clandestine, delle scommesse clandestine, c'era il Totonero, insomma quei giochi che una volta si facevano e che adesso sono quasi passati di moda per la sostituzione di nuovi giochi autorizzati. Se noi notiamo in queste due slide, andrò molto veloce, in queste l'evoluzione che c'è stato del fenomeno. Dal 1992 appunto si inizia a legalizzare una parte dei giochi, nel 97 debutta il Super Enalotto, nel 99 iniziamo a vedere nelle nostre città l'apertura di sale bingo e di sale scommesse. Nel 2003 la legge finanziaria del 2002 apre le porte alle cosiddette slot machine. Le slot machine, il mercato delle slot machine cambia completamente quello che è il mercato dell'azzardo. Come sappiamo bene, noi siamo stati a un certo punto inondati dalle slot machine VLT e AVP in tutto il territorio italiano, al punto tale che a un certo punto lo Stato nel 2017 si è fermato, ha considerato un notevole eccesso di slot machine sul nostro territorio e le abbiamo ridotte del 35%, ed è la situazione dove ci troviamo ad oggi. Nel 2009 vengono liberalizzate le VLT con il famoso decreto Abruzzo, proprio perché a seguito del terremoto si cercò anche qui di trovare una fonte di reddito da parte del mercato dell'azzardo. Soldi tra l'altro che la regione Abruzzo sostiene di non aver mai ricevuto, tra l'altro. Nel 2011 viene liberalizzato del tutto il gioco online con il decreto legge Ferragosto, e da lì inizia poi
un mercato ancora più grande, più vasto e più difficile da controllare, perché come sappiamo bene il gioco d'azzardo online riguarda anche una normativa europea, quindi sarebbe da mettere insieme anche gli altri paesi per capire come fare maggiori controlli. Motivo per cui in questo enorme settore le mafie non fanno difficoltà di inserirsi. Questa politica statuaria, come potete vedere da questa slide, cosa ha provocato? Ha provocato un aumento del giocato, quindi noi passiamo da una raccolta, cioè un giocato di 12 miliardi nel 1998, ci ritroviamo nel 2021 ad aver giocato 111 miliardi di euro. Capite bene che negli ultimi 20 anni c'è stato un aumento di quasi 100 miliardi di euro soltanto nel comparto del gioco legale, perché noi di questo possiamo parlare. Sul gioco illegale abbiamo delle stime, dei dati, ma ovviamente essendo illegale anche quello di difficile riscontro. Come potevano le mafie non inserirsi in questo settore? Era impossibile, lo hanno fatto continuando a gestire parte del settore illegale che, non dimentichiamoci, continua ad esserci, naturalmente in maniera e in misura ridotta, ma continua ad esserci, e invece si sono totalmente inseriti nel settore del gioco d'azzardo legale. Per far cosa? Principalmente per riciclare denaro sporco, quello che alle mafie e alle organizzazioni criminali interessa di più. E dopo la liberalizzazione, quindi, il volume d'affari delle mafie nel settore azzardo è aumentato a dismisura. Le mafie hanno annusato gli enormi affari che potevano fare in questo settore, senza ovviamente disdegnare le grandi opportunità offerte dal gioco legale. Come si inseriscono in questo sistema? Qui faccio pochi esempi, ma ce ne sarebbero davvero tantissimi, e i magistrati in questi anni si stanno ritrovando anche loro ad aggiornarsi, perché ci sono appunto dei sistemi informatici a volte sconosciuti, e lo fanno attraverso il solito utilizzo di prestanome, quindi acquisendo società di scommesse, di sale slot e di sale da gioco attraverso altre persone. Lo fanno inserendo loro uomini di fiducia nelle compagini societarie legate all'azzardo, acquistando dei gratta e vinci vincenti. Questo è uno dei metodi più semplici per riciclare denaro sporco, poi se volete lo approfondiamo, distribuendo le slot machine sul territorio, che è un altro modo per controllare il territorio, cosa che, come sappiamo, alle organizzazioni criminali preme tantissimo, e anche gestendo siti di giochi online su server esteri, e quindi fuori il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La relazione della DIA del secondo semestre del 2019 sottolineava alcuni aspetti molto interessanti sul sistema mafia-azzardo. Intanto ci riferiva attraverso la sua relazione che sono oltre 60 i clan attivi nel settore, dal Piemonte alla Sicilia, e sicuramente saranno molto di più, visto che 60 sono quelli riscontrati dalle indagini, e poi che è un settore particolarmente appetibile per le mafie perché è a basso rischio e ad elevato profitto. Ecco, questo basso rischio noi dobbiamo provare a far sì che non sia più così. Se dobbiamo fare dei passi in avanti oggi è proprio provare a fare in modo che ci siano delle sanzioni più forti da questo punto di vista. Le pene edittali quindi per questo tipo di reati sono inspiegabilmente troppo miti. Dalle numerose indagini, e vi garantisco che negli ultimi anni sono state tantissime, ma ce lo potrà dimostrare il sostituto procuratore che interverrà successivamente, emerge come le organizzazioni criminali di stampo mafioso, in primis Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, nel settore azzardo si riuniscono, si mettono insieme, fanno delle partnership, delle joint venture per sfruttare proprio il business dei giochi e delle
delle scommesse, quindi in questo caso si mettono addirittura insieme. Sappiamo che non sempre è così facile per le organizzazioni fare delle partnership. In questo settore hanno deciso di farlo, questo perché frutta tantissimo e quindi conviene a tutti. La fetta, la torta che viene divisa è talmente grande che conviene a tutti. L'operazione Galassia, che è una delle principali operazioni, ci racconta proprio, viene definita un vero e proprio compendio investigativo, proprio perché appunto per il network criminale che ha messo insieme, composto da tutte appunto le matrici mafiose italiane. Chiudo con questa ultima parte sulla relazione della Commissione parlamentare antimafia, che è stata presentata proprio ieri. Per questo ti dicevo, volevo aggiornare le mie slide, perché proprio ieri la Commissione antimafia ha presentato la relazione relativa alla 18ª legislatura appena conclusa, e nella relazione emergono alcuni passaggi interessanti sempre sull'aspetto mafia e azzardo. Intanto viene dedicato una specifica attenzione all'influenza e al controllo criminali sulle attività connesse al gioco d'azzardo nelle sue varie forme. Viene evidenziato un aspetto fondamentale, ovvero le pesanti infiltrazioni nel comparto del settore legale, come dicevamo prima, che erano già emerse nel lontano 2002, quindi è soltanto un ulteriore elemento che ci richiede maggiore attenzione proprio sul settore legale. Le mafie non erano più confinate nei loro interessi entro il perimetro dei circuiti illegali del gioco d'azzardo, ma tendevano a proiettarsi anche verso il circuito dell'offerta legale, ritenuta parimenti lucrosa. Emerge addirittura in diverse audizioni svolte appunto dal comitato, che poi ha elaborato la relazione, come il comparto legale sia un settore che favorisce il riciclaggio di denaro sporco e una serie di attività collaterali che sono proprie delle associazioni mafiose, quali l'estorsione e l'usura. Nella relazione emerge infine come loro riescono le mafie a controllare sale giochi, punti scommesse e bar, e quindi come questo tipo di infiltrazione è congeniale a quello che le organizzazioni mafiose devono necessariamente fare, cioè controllare il territorio. Inoltre, attraverso il settore di giochi e delle scommesse, le mafie sono in grado di entrare in contatto con soggetti del mondo imprenditoriali. Di loro si avvalgono proprio per le loro elevate competenze tecniche, che gli permettono poi di raggirare alcuni sistemi, come quello del collegamento delle slot machine con il sistema dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E quindi si avvalgono anche di imprenditori che sanno come fare questo. E dalle audizioni emerge come, anche seguendo di pari passo l'evoluzione tecnologica, soprattutto nel settore online, le mafie sfruttano il comparto attraverso un doppio binario: attività criminali su piattaforme di gioco legali, ma anche attività illegali, anche complesse dal punto di vista tecnologico, da individuare. È la parte più difficile per le indagini dei magistrati, ce lo dimostrano sempre, individuare quelli che sono i siti di gioco illegali. Tra poco darò alcuni numeri che sono allarmanti per quanto mi riguarda. Infine, il carattere transnazionale del gioco d'azzardo online rappresenta un problema tanto per il monitoraggio che per le indagini, e al riguardo occorre ovviamente rilevare come ogni Stato abbia una diversa disciplina, e quindi questo determina inevitabilmente un ostacolo alle indagini. Permane infine poi il noto problema della formazione specifica alle forze di polizia e alla magistratura in materia di giochi, nonché, come spesso accade, delle risorse insufficienti per l'attività di controllo. Essendo un settore ormai così vasto, bisognerebbe avere molte più forze di polizia, magari coordinate tra loro, che facciano controlli nei vari punti gioco. Questo ad oggi accade ancora pochissimo, motivo per cui appunto poi le mafie e le organizzazioni criminali, ma chi gestisce le sale in generale, preferisce a volte seguire una via illegale, perché tanto poi la sanzione da pagare, la multa, sarà talmente bassa che il guadagno accumulato nei mesi precedenti sarà sicuramente maggiore. Nonostante il lavoro eccellente di alcune procure, sebbene vi siano attività di monitoraggio e alert sempre più raffinati,
Mancano ancora dei supporti investigativi adeguati in termini quantitativi. Emerge pure nella relazione che l'attività investigativa è maggiormente orientata al contrasto degli illeciti amministrativi rispetto invece al contrasto di reati, nonostante appunto, come conferma anche l'ADM, siano proprio questi ultimi a suscitare il maggior allarme sociale. Vi è infine un aspetto spesso affiorato in diverse audizioni che ci dice come l'assenza di denunce o segnalazioni da parte dei giocatori non faccia altro che supportare poi quello che è l'interesse mafioso in questo settore. Vi lascio con alcuni dati, quelli che vi anticipavo prima, sicuramente forse il sostituto procuratore forse ne avrà qualcuno più aggiornato, ma soltanto nel 2019 le investigazioni della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare un volume di giocate illecite su eventi sportivi e non di oltre 4, miliardi di euro solo sul mercato dell'online. Pensate a quanti soldi vengono investiti illegalmente dalle mafie di cui non abbiamo il controllo e la percezione. Infine, dal 2006 al 2018 sono stati oscurati e inibiti oltre 8.000 siti web e bloccati più di 10 miliardi di tentativi di accesso a domini illegali. Sono dati che spesso non vengono diffusi, non conosciamo e che invece è importante conoscere proprio per capire tutto quello che ci siamo detti finora. Nel 2019 questi dati continuano ad aumentare, sono stati soltanto nell'anno 2019 bloccati oltre 1.000 siti web illegali, ci sono stati tentativi di accesso pari a 144,2 miliardi di euro e nel primo semestre del 2020 la UIF ha ricevuto segnalazioni di operazioni sospette pari a 53.027, di queste circa il 15% provengono da operatori nel comparto dei giochi. L'ultimo dato della UIF ci dice che nel periodo pandemico, quindi nel 2020, sono cresciuti i rischi e le anomalie collegate alle attività di gioco online, con un aumento addirittura del 67% delle segnalazioni sospette rispetto all'anno 2019. Chiudo proprio con questa slide, ma solo perché secondo me può essere interessante soprattutto per i ragazzi capire o almeno chiedersi quando si gioca in siti online se è un sito legale o meno. Come riconoscerlo? Qui alcuni piccoli esempi da tenere sempre in mente per appunto provare a riconoscere. Non è detto, a volte sono talmente fatti bene che hanno anche tutte queste, il logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riescono a riprodurlo, però ecco, se non c'è quello sicuramente è un sito illegale. Si può verificare nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la lista dei siti autorizzati, però bisognerebbe appunto avere la volontà di andare a controllarlo, verificare se è presente tra i siti bloccati, che anche questi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia, e inoltre un sito legale deve per forza richiedere un documento e il codice fiscale, invece quelli illegali spesso questo non viene richiesto. Quindi mi raccomando soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che si trovano a giocare in siti di giochi d'azzardo online di almeno tenere presente queste 4 indicazioni per evitare di incorrere di giocare in siti illegali. Io vi chiudo qui la mia relazione, naturalmente a disposizione per le domande. Grazie mille Giulia Migneco, ecco l'applauso della sala. Grazie non solo per la chiarezza e l'esaustività dei dati e delle informazioni che ci ha dato, ma anche per quest'ultima informazione diretta ai ragazzi e alle ragazze, molto importante, che è assolutamente coerente con il senso di questo tipo di eventi che stiamo conducendo. Abbiamo in collegamento il dottor Antonino Fanara, che invito a prendere la parola. Vediamo se la regia ce lo inquadra. Eccoci. Bene, quindi è stato più volte citato da Giulia Migneco il lavoro dei magistrati e abbiamo l'onore di averla con noi per il suo contributo. Vi ringrazio. Intanto buongiorno a tutti. Sostituisco il procuratore nazionale Giovanni Melillo, che come è stato detto oggi era impegnato in un altro incontro istituzionale e quindi sono stato delegato io per partecipare a questo incontro. Io sono un sostituto della Procura Nazionale Antimafia e come voi sapete la Procura Nazionale Antimafia coordina le varie direzioni
distrettuali antimafia che, come è stato già ben detto, effettuano in questo periodo, hanno effettuato numerosissime indagini. Ormai abbiamo anche molte sentenze che accertano sicuramente l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco d'azzardo. Pensandoci, con la criminalità organizzata, come voi sapete, insomma, si è sempre interessata della verità del gioco d'azzardo. Ancora prima che i giochi d'azzardo diventassero un monopolio, diciamo, dello Stato, già all'epoca, quando erano vietati, già all'inizio del Novecento, c'erano le bische clandestine che in effetti, se ci pensate, erano proprio gestite dalla criminalità organizzata, che a volte effettuava negli stessi posti anche lo sfruttamento della prostituzione e altre attività illegali. All'epoca questo veniva effettuato da alcune mafie e altre invece non avevano, soprattutto Cosa Nostra, riteneva di non poter e di non dover gestire questi tipi di attività. Però ben presto stessa Cosa Nostra cambiò opinione, già dopo gli anni 50, dopo gli anni 60, e iniziò inizialmente a interessarsi del primo, all'epoca, del gioco d'azzardo che era legalizzato, che erano i casinò sostanzialmente. E già all'epoca noi abbiamo delle evidenze, delle sentenze che dimostrano che i casinò venivano utilizzati per due cose. Prima di tutto per il riciclaggio. Il riciclaggio era molto semplice nei casinò, ora viene un attimo più controllato, però all'epoca bastava recarsi presso il casinò. Come sapete in Italia solo ce ne sono 4, poi ci sono tutti i casinò non solo all'estero ma anche quelli sulle navi italiane, tra virgolette. Bastava cambiare in fish una somma di denaro proveniente da reato, che so, da stupefacenti o quello che volete voi, e giocare pochissimo e ricambiare poi il denaro e così chiaramente ripulirlo. All'epoca si interessarono, c'era Santa Paola Benedetto ancora per Catania, che addirittura aveva un progetto in parte attuato per aprire lui stesso un casinò all'estero dove evidentemente riciclare delle somme di denaro. Successivamente Cosa Nostra stessa si interessò inizialmente, ma così iniziarono anche le altre mafie, alle sale bingo. Abbiamo delle evidenze, delle sentenze in cui si interessano sia ad avere le concessioni sia a gestire queste sale bingo, che chiaramente sono diciamo, un affare sicuramente lucroso. E poi naturalmente, come abbiamo già detto, le mafie, in accordo tra di loro, come vedremo fra un po', si sono sicuramente e si stanno ancora oggi interessando della raccolta di scommesse. Raccolta di scommesse che effettuano sia su rete fisica, diciamo, su quei negozi che noi vediamo in giro nelle nostre città, sia online. Tenete conto che in alcuni casi, come è stato già accennato, l'infiltrazione delle mafie avviene, come si dice, in total black, cioè privi di qualsiasi tipo di concessione o altrimenti autorizzati da autorità straniere. Anche qui c'è tutta una complessa normativa al fine di stabilire se potevano operare o non operare in Italia delle società che effettuavano giochi d'azzardo con autorizzazioni straniere e non italiane. E naturalmente queste raccolte di scommesse, sia fisiche in alcuni posti sia online, diciamo che sono totalmente black, cioè sono completamente invisibili al fisco, nel senso che non vengono completamente monitorate. Questo naturalmente permette a chi gestisce questi giochi da un lato di avere dei profitti molto maggiori, perché naturalmente non c'è il profitto dello Stato dei monopoli, e dall'altro di permettere anche ai giocatori di ottenere a volte delle vincite maggiori. Naturalmente le vincite, come voi sapete, sono delle vincite che non possono essere superiori ai guadagni che si prevede di avere. E nei conti online in più sostanzialmente, siccome ci sono delle particolari normative per evitare appunto il riciclaggio, per identificare le persone, sostanzialmente tutto questo viene evitato con l'apertura dei cosiddetti conti gioco direttamente a nome dei gestori, a volte del punto di raccolta, o altrimenti mezzo di prestanomi, a volte addirittura con delle carte d'identità inesistenti e cose di questo genere, al fine di non permettere l'individuazione e il fatto che siano soggetti al controllo dell'antiriciclaggio.
Tramite questi giochi, sia questi online che questi che vengono effettuati diciamo, su rete fisica, la criminalità organizzata effettua anche il riciclaggio col cosiddetto sistema delle vincite sicure, ossia sostanzialmente loro stabiliscono mediante dei calcoli matematici degli eventi a rischiosità media, puntano su questi eventi, naturalmente tengono conto di avere una certa perdita, però naturalmente entrando tra virgolette con una quota, facciamo conto, pari a 100 e anche avendo una perdita di 90, naturalmente riescono a ottenere il riciclaggio di ingenti somme di denaro e a trasformare delle somme che non sarebbero facilmente spendibili perché provenienti da reato con delle somme perfettamente legali. Poi, come abbiamo accennato, c'è tutto il mondo delle cosiddette macchinette, delle slot machine e delle videolottery. Lì sostanzialmente sono sempre più sofisticati i metodi per cercare di sconnettere sostanzialmente queste macchinette dal controllo dell'Agenzia delle Dogane. Le manomissioni sono di tantissimi tipi, c'è la clonazione della scheda, ci sono delle schede che si chiamano abbattitore, che trasmettono solo alcuni dati e non altri, ci sono le schede cosiddette clonate per impedire appunto che i dati vengano trasmessi all'Agenzia delle Dogane. Addirittura pensate che in alcuni luoghi ci sono dei pulsanti sostanzialmente che fanno ripartire tutte le slot machine in modalità black, diciamo, cioè senza alcun tipo di collegamento. E a volte il giocatore è addirittura ignaro di tutto questo perché le schermate sono uguali, a volte invece il giocatore lo sa perché la vincita che viene permessa quando siamo in total black è una vincita sicuramente molto maggiore di quella che viene concessa in altri casi. Come peraltro ha già accennato la precedente relatrice, tutto questo tipo di attività in tutto questo tipo di attività la criminalità organizzata effettua anche i tipici reati di estorsione e di usura. E è tipico l'imposizione a alcune sale giochi o anche ai bar, alle tabaccherie, dove noi vedevamo un po' di più una volta, forse un po' meno oggi, le cosiddette macchinette, gliele impongono, cioè li sottopongono a estorsione. Per tenere aperto il bar devono per forza tenere queste macchinette, e quindi sono delle indagini che hanno dimostrato questo. E poi soprattutto c'è tutto il sistema dell'usura, perché naturalmente la criminalità organizzata sfrutta i giocatori che sono affetti da ludopatia, a volte sono delle persone che non hanno particolare possibilità economiche e pur tuttavia giocano, e molto spesso stanno proprio nelle vicinanze e concedono naturalmente dei prestiti, naturalmente a tassi usurai. Tutto questo poi comporta, come è noto, delle gravissime conseguenze, non solo perché devono ripagare questi prestiti, ma poi perché si innesca tutto un meccanismo di violenza al fine di obbligarli a pagare questi prestiti, quindi ulteriori estorsioni o addirittura ci sono dei gravissimi episodi in cui le povere vittime sono state picchiate anche gravemente. I controlli che vengono effettuati sono numerosi. Ci sono i controlli della UIF, ci sono gli stessi controlli dell'Agenzia dei Monopoli. Pensate anche che ci sono anche dei sistemi informatici, c'è un sistema che è denominato GAS, Gioco Anomalo Scommesse Sportive, che individua per i grandi eventi, stiamo parlando per esempio delle partite di calcio, individua delle scommesse anomale, così. Abbiamo avuto un problema di collegamento, allora in attesa che la regia riesca a ripristinare il contatto con il dottor Fanara, non so se possiamo collegarci con Giovanni Tizian. E allora restituiamo la parola a Giulia Migneco. A commento di quello che ci stavate dicendo, stanno arrivando anche dei messaggi da casa e abbiamo
fatto colpo su qualche ragazzo, perché qualche ragazzo, qualche insegnante si domandano come si possa promuovere nelle nuove generazioni la cultura della legalità, perché spesso invece la cultura della illegalità è uno specchietto per l'allodo e molto attraente. Ecco, quindi abbiamo dei modelli di grande successo, dei modelli di ostentazione della ricchezza, del denaro, e quindi l'accesso alla vittoria facile è molto stimolante per i ragazzi. Ecco, quindi anche in base al lavoro che lei fa, che riguarda anche il fatto di incontrare molti studenti, come possiamo... Ecco, intanto la regia dice che sta ripristinando il collegamento, però lasciamo lo spazio a Giulia Migneco per rispondere a questo stimolo. Rispondo allora con una battuta veloce. Secondo me io insieme al collega con cui ho scritto i 2 libri facciamo diversi incontri con i ragazzi e le ragazze già dalle elementari, perché l'Istituto Superiore di Sanità, come sapete bene, insomma, richiama dati allarmanti a partire da giovanissimi, all'età di 8-9 anni già. Cosa secondo me si deve almeno provare a diffondere sempre di più tra i ragazzi? Le probabilità di vincita. Noi partiamo da lì, è matematica. Se tutti noi conoscessimo quali sono davvero le probabilità di vincita che si celano dietro tutti i giochi d'azzardo, nessuno giocherebbe. Il problema è che nessuno le sa. E allora se noi riusciamo a diffondere, e c'è su questo secondo me un sito su YouTube che si chiama Taxi 1729, sono due ragazzi, un fisico e un matematico, noi li abbiamo conosciuti per un nostro contributo in un nostro libro, e sentendo quei video, ascoltando in pochi minuti quelli che sono le probabilità dietro ogni gioco d'azzardo, già basterebbe quello per veramente far giocare meno i ragazzi. Quindi grazie mille. Sono anche nostri media partner, Taxi. Ecco, quindi sono partecipi anche loro a questo evento. Intanto si è ristabilito il collegamento col dottor Fanara, che invitiamo a riprendere la parola e continuare il suo intervento. Mi sentite? Sì, forte e chiaro, può continuare, grazie. Scusate, era saltato il collegamento. Niente, dicevo che ci sono vari tipi di controllo e che vi stavo raccontando che c'è questo sistema informatico che permette addirittura all'Agenzia dei Monopoli di verificare se ci sono dei flussi anomali nelle scommesse dei grandi eventi. Stiamo parlando delle partite di calcio. Il precedente relatore ha dato anche dei dati statistici, che sono questi che anch'io ho fino al 2019, poi ho dei dati parziali solo per gli anni successivi, dati peraltro che abbiamo appunto anche trasferito alla Commissione parlamentare d'inchiesta da cui siamo stati auditi come Procura Nazionale Antimafia. Questi dati, questi 110 miliardi di euro nel 2019 che venivano utilizzati per queste scommesse, questi dati vorrei splittarveli in altri dati, nel senso che per quanto riguarda i giochi cosiddetti fisici, quindi per esempio noi abbiamo 46 miliardi che vengono almeno nel 2019 naturalmente, ancora secondo me le cose poi sono modificate. Avevamo tipo 46 miliardi per gli apparecchi, per le slot machine, tra virgolette, poi avevamo 9 miliardi di lotterie e 8 miliardi di lotto. Il bingo è un qualcosa che ha un volume d'affari molto inferiore perché era di 1,5 milioni di euro. Pensate che i giochi a base ippica fanno solamente neanche 1 milione di euro, ormai diciamo sono molto inferiori. Per quanto alcune sentenze anche qui hanno dimostrato sicuramente che c'è un'infiltrazione sia nelle scommesse sia addirittura nell'andamento delle gare. Poi abbiamo i giochi a base sportiva invece, sempre online, questi a distanza, che arrivano anche a 7-8 milioni di euro, il betting exchange a 1,6 milioni, il poker cash a 2 milioni di euro e i giochi di carte o a quota fissa ben a 23 milioni di euro. Naturalmente queste proporzioni si sono modificate un po' nell'anno in cui c'è stato il Covid, perché sono molto aumentati i volumi dei giochi a distanza e naturalmente sono quasi azzerati per un periodo i volumi a gioco fisico. Si parla di un aumento in quel periodo del 40-50% addirittura dei giochi online. E bisogna tener conto soprattutto che questi dati non tengono assolutamente conto di tutto quello che io chiamavo il black. Naturalmente non si sa esattamente, come è stato detto, quale sia il volume d'affari
che non viene censito e che è in mano alla criminalità organizzata, ma addirittura ci sono degli studi che parlano di 80 milioni di euro, questo che porterebbe quindi il volume degli affari circa sui 200 milioni di euro, si parla di una percentuale pari al 2-3% del PIL. Ora, due parole solo sulle centinaia, veramente ormai centinaia di indagini che ci sono state, che ancora oggi ci sono sui giochi d'azzardo. Mi permetto di condividere in parte quello che è stato detto dal precedente relatore sul fatto che effettivamente le pene che sono previste per questi tipi di attività illecita sono delle pene abbastanza relative e pur tuttavia ove c'è l'infiltrazione mafiosa noi procediamo con i reati tipici dell'infiltrazione mafiosa, quindi naturalmente procediamo con l'associazione, con il reato previsto per l'associazione mafiosa, per il 416 bis, o col concorso esterno nell'associazione mafiosa, che raggiunge anche degli imprenditori che non sono intranei all'associazione ma che sono vicini all'associazione. Questo ci permette di ottenere anche il sequestro, non solo l'oscuramento dei siti, ma anche il sequestro di queste attività quando sono infiltrate dalla mafia. Naturalmente non posso citare veramente le centinaia di indagini che ci sono, però sicuramente volevo indicarvi che coprono tutte le mafie, coprono sicuramente Cosa Nostra, coprono l''ndrangheta e guardate che la coprono naturalmente non solo nell'estensione del sud Italia, Cosca Arena, Cosca Pesce, Cosca Cordì e altre, ma soprattutto e anche ormai nel nord Italia. Abbiamo delle indagini che sono state fatte da Brescia, che sono state fatte a Torino, oltre che naturalmente a Roma. Naturalmente in queste attività è infiltrata anche la camorra, ed è sicuramente infiltrata anche la Sacra Camorra Unita nella Puglia. Ultimi due aspetti che volevo rappresentare sono questi. Le società che ottengono queste autorizzazioni in realtà poi a ben vedere sono tra virgolette probabilmente in mano a poche persone che sono state in genere indagate, sono un tale Padovani Antonio, Tancredi Luigi, Grasso Renato. In realtà sono 4-5 persone che hanno questi marchi tipo Betting 2000, Italboker, Bet4Bet e altri che voi vedete naturalmente girando per le varie città. E nelle indagini noi siamo riusciti a ottenere anche delle dichiarazioni che ci hanno ben spiegato come funzionano i sistemi con dei collaboratori di giustizia. Uno è stato Fabio Lanzafame, l'altro è stato che ha indicato bene quello che succedeva in Sicilia, l'altro è stato Mario Gennaro per esempio per la Calabria e per altri, e si è riusciti anche a dimostrare, come è stato detto, che effettivamente c'è stato un patto tra le varie mafie, nel senso che sostanzialmente questi imprenditori che gestiscono, che hanno queste concessioni, gestiscono sia online sia i punti fisici, quando si devono aprire dei nuovi punti fisici nei territori, si mettono in contatto con le varie organizzazioni criminali che ci sono nel territorio e insieme a queste organizzazioni criminali aprono, tra virgolette, questi punti fisici che gestiscono insieme alle organizzazioni criminali, benché loro siano titolari, tra virgolette, della concessione. Questo senza dire che in alcuni casi è proprio l'organizzazione criminale che entra nell'attività. Volevo leggervi una brevissima intercettazione ancora del 2017 e del 2018, in cui c'è una persona che aveva una concessione per, in questo caso era il Paradise Bet, non so come legge Paradise Bet, e in questo caso parlando con altri adepti della medesima associazione spiegava che dice: io cerco delle persone e le cerco nelle migliori università mondiali, tu invece te ne vai ancora alla ricerca di 4 scemi in mezzo alla strada, quelli che sparano, che fanno bam bam. A me mi interessano quelli che cliccano, quelli che fanno pin pin. È tutta una questione di indice ormai, hai capito? E questo naturalmente è chiaro che è l'evoluzione della mafia, che sempre più si interessano con dei tecnici e anche con delle persone che non occorre che diventino estranei alla mafia di questi aspetti. Rappresento da ultimo che ci sono delle indagini che dimostrano chiaramente
quanto sia esteso questo fenomeno. Recentemente in un'operazione che si chiama doppio gioco siciliana, diciamo tra virgolette, le persone indagate sono state ben 340, non una o due, moltissime, non tutte naturalmente per associazione mafiosa o concorso esterno, ma che facevano parte di questo mondo, e i ricavi che sono riusciti questi ricavi illeciti di queste associazioni che gestivano questi giochi sono stati ben di 540 milioni di euro, e in questa operazione per esempio hanno sequestrato beni per 160 milioni di euro, operazione in cui erano coinvolti anche, oltre dei mafiosi catanesi, Francesco Gottadauro, che come è noto è il nipote di Matteo Messina Denaro. Io non so se sono stato troppo veloce o troppo poco, comunque sono a disposizione naturalmente vostra per ulteriori informazioni se posso. Grazie. Grazie, non so se le arriva l'audio dell'applauso, la ringraziamo. Sì, male ma mi arriva. Grazie. È arrivato, molto bene. Sì, allora naturalmente la invitiamo a rimanere connesso se può, perché poi auspichiamo un po' di interazione con il nostro pubblico in sala e da casa. Passo subito la parola a Giovanni Tizian, vediamo se la regia riesce a inquadrarlo. Ecco Giovanni Tizian, grazie per essere con noi e le lascio la parola direttamente per il suo intervento. Buongiorno a tutti. Io prendo spunto appunto dall'ottima ricostruzione che ha fatto Giulia sulla storia, come si è evoluto il mondo del gioco d'azzardo e i passaggi, no, che hanno poi portato a una legalizzazione e a una normativa che oggi diciamo si è arricchita di nuove norme. Sempre, come dire, mai risolutive di problemi strutturali che risolvono appunto i mali di questo sistema. Io diciamo, ripercorrerò un po' quella storia non dal punto di vista normativo come ha fatto Giulia, ma da cronista, quindi di come mi sono confrontato con questo mondo attraverso il racconto che si è fatto anche dal punto di vista giornalistico lungo il corso degli anni, a partire dai primi anni 2000, in cui raccontavamo quello che era avvenuto a fine anni 90. Perché lo raccontavamo nei primi anni 2000? Perché i primi collaboratori di giustizia della Camorra raccontavano alle procure antimafia, in particolare a quella di Napoli, che aveva appena concluso, stava concludendo il processo Spartacus, che poi è quello, come dire, che è diventato famoso per aver ispirato il romanzo Gomorra, il bestseller Gomorra di Roberto Saviano. E allora cosa succedeva? Io lavoravo a Modena, facevo il cronista a Modena per un giornale locale, la Gazzetta di Modena. In quegli anni, primi anni 2000, noi raccontavamo di come subito dopo l'inizio di questa legalizzazione, quindi il gioco d'azzardo che si fa legale, i clan, in particolare in questo caso la Camorra in Emilia-Romagna, ma questo valeva per tutto il nord, poi scopriremo ulteriori dettagli appunto, imponevano i videopoker. I videopoker ormai ci sembrano una cosa molto antica, ma tutto è iniziato da lì. E allora i collaboratori di giustizia, che erano, stiamo parlando di personaggi che nell'organizzazione criminale all'epoca erano di altissimo rango, raccontavano di come andavano in giro per tutta la Via Emilia, bar per bar, ancora non esistevano le sale slot, perché non esistevano le slot, ad imporre le macchinette che portavano dalla provincia di Caserta con le loro ditte e le piazzavano in questi bar. Sostanzialmente questa era un'attività di imposizione, okay? Di imposizione con una bassissima convenienza ovviamente per il barista, ma per il titolare del locale, ma con un'altissima carica intimidatoria, okay?
perché poi abbiamo letto anche le testimonianze, no, dei titolari, diciamo, degli imprenditori che avevano un locale dove dovevano essere messe questi videopoker. Videopoker che erano sostanzialmente ufficialmente legali, ma non lo erano affatto, nel senso che erano scollegati da qualunque tipo di connessione, e quindi, diciamo, era un modo per il clan di trasformare la richiesta di pizzo, di mazzetta, in una cosa un po' più presentabile, diciamo così. E questa era, diciamo, la prima comparsa delle organizzazioni mafiose nel mondo del settore del gioco d'azzardo legale. Subito dopo, quando appunto Giulia ha ricordato nel 2003 l'arrivo delle slot, cambia tutto. L'arrivo delle slot innesca un meccanismo molto particolare e porta con sé anche un salto evolutivo delle organizzazioni mafiose. Abbiamo moltissime ormai, come dire, abbiamo moltissime indagini e processi che raccontano tutto questo. L'arrivo delle slot porta le mafie a investire direttamente nel settore. Non solo in relazione alle grandi società concessionarie, che sono quelle che lo Stato autorizza a gestire le giocate, a riscuotere, diciamo, sono 10 mi pare, almeno, adesso non so se sono aumentate, comunque le grandi società che gestiscono il gioco nel senso le riscossioni e la linea di connessione, diciamo. In tutto questo il livello subito inferiore è fatto da società SRL o imprese individuali, ma anche SPA, che gestiscono in pratica proprio le macchinette. Ecco, è questa la zona in cui ritroviamo in maniera massiccia il ruolo delle cosche mafiose. Investono in queste società e ne compaiono nel settore a migliaia. Le indagini ci dicono questo. Ci sono imprenditori che con un passato a un certo punto, intorno al 2005, 2006, 2007, che fino a 3 anni prima erano narcotrafficanti e che improvvisamente si trasformano in imprenditori del settore delle slot. E non cito, cioè non è una mia fantasia, cioè l'esempio con cui io mi sono rapportato e di cui ho raccontato tantissimo è l'esempio di un tale che si chiama Nicola Femia, legato all''ndrangheta. Nicola Femia fino al 1999 era un narcotrafficante, uno dei più grossi narcotrafficanti, con condanne anche in primo grado per traffico di cocaina internazionale, per traffico d'armi. Lui improvvisamente, fuori dalla Calabria, ancora libero, si trasferisce in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna diventa un imprenditore del gioco, okay? Che andava a discutere, a dialogare con imprenditori del settore, andava alle fiere del settore, insomma era una persona assolutamente presentabile e nessuno gli ha mai chiesto per anni, per almeno 15 anni, del suo passato. Per dirvi con quanta facilità, no, si poteva entrare nel settore delle slot. E allora Femia è un esempio, ma ne potrei citare decine e decine. Non si limitano più a imporre le macchinette, ma gestiscono l'affare in prima persona o con dei prestanome. Un altro esempio, quello che noi anni fa sulla Gazzetta, non sto parlando veramente ero molto giovane, li abbiamo definiti i signori delle slot, 2009-2008. Ogni organizzazione, cioè Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, aveva un suo signore delle slot. In Campania c'era all'epoca un signore che si chiamava Grasso, che poi ha collaborato con la giustizia. In Sicilia c'era Padovani, in Calabria e diciamo, e anche nel nord Italia c'era Femia. Ecco, tutti questi personaggi qui abbiamo notato che si incastravano, incrociavano i loro destini imprenditoriali, collaboravano. E le organizzazioni mafiose in questo settore hanno sempre collaborato. L'altra cosa che emerge con l'arrivo delle slot, e poi arriviamo al gioco online,
è la specializzazione, ok? Le mafie si specializzano in questo settore, cioè non diventano elementi passivi, ma diventano elementi attivi. In alcune indagini è emerso, per esempio, il ruolo di alcuni tecnici, anche ingegneri, che venivano assoldati dal clan per realizzare nuove schede di gioco, nuove schede anche taroccate, quello che diceva prima il dottor Fanara. Alcuni di questi signori delle slot sono inventati, grazie a questi esperti, a questi tecnici, delle schede che riducevano la quantità delle giocate. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, cittadino, gioco 100 euro, quella macchinetta lì ne calcola 20 di euro. Perché è importante questo? Perché le tasse quella società lì le pagherà solo sui 20 euro e non sui 100 effettivamente giocati. Capite bene che è un danno erariale enorme, ok? Quindi diventano imprenditori attivi del settore, quindi da un livello parassitario si passa a un livello imprenditoriale vero, con ramificazioni in tutta Europa e anche in tutto il mondo. I casi di Malta, buco nero dell'Unione Europea, paradiso fiscale e non solo, paradiso dei signori delle slot, ma anche di società importanti. L'indagine di Reggio Calabria di qualche anno fa ha dimostrato una infiltrazione ai massimi livelli di una delle società più importanti del gioco in Europa, Bet-Unique, con sede a Malta. Cioè noi abbiamo perso completamente il controllo di quello che è il settore, e questo, come dire, vantando una legalizzazione del settore. Il paradosso è proprio questo, cioè noi abbiamo legalizzato, ma questo non in Italia, in tutta Europa, affidando non allo Stato la competenza esclusiva, ma ai privati, e come sapete bene è anche il loro diritto, ovviamente. Un imprenditore, come dire, l'obiettivo è fare profitto, altrimenti, diciamo, cambierebbe mestiere. Non ha poi così a cura, diciamo, la salute delle persone. Lo Stato invece è diverso. Lo Stato, come dire, lo dovrebbe fare con un obiettivo diverso, no? La legalizzazione per tenere fuori dal mercato la criminalità organizzata, comunque il malaffare, garantendo la tutela delle persone, no? Cioè dovrebbe trovare questa sintesi. È nell'interesse dello Stato, no? Ridurre i costi sanitari, sociali, eccetera, pur garantendo un gioco legale per mantenere fuori dal settore, diciamo, cosa. Quindi è una legalizzazione fasulla, cioè una legalizzazione che non ha portato soltanto, diciamo, interessi privati, interessi particolari, profitti a pochi e soprattutto alle organizzazioni mafiose. Questa è la verità, perché parliamo di miliardi che arrivano e si producono in un settore dove per tantissimi anni, anche adesso non è che ce ne siano tanti, ma per tantissimi anni non chiedevano neanche la certificazione antimafia. Cioè, se io devo costruire un complesso di palazzine popolari residenziali per chi ha bisogno di una casa, devo avere tutto in regola, cioè devo avere la certificazione antimafia, mi fanno l'informativa. Se io mi apro una società per noleggiare videoslot, cioè fino a qualche anno fa potevo entrare nel mercato tranquillamente con accordi tra parti, tra aziende, eccetera, mettevo sul mercato e diventavo milionario se avevo un po' di fortuna e se avevo gli agganci giusti. Anche perché in quel settore lì è stato dimostrato ampiamente in vari processi, ma funziona ancora così. Non è che io vado in una sala bingo, sono un imprenditore, voglio investire nel settore, vado in una sala bingo di Roma, vado in una sala bingo di Bologna, dico volete le mie macchinette? Oppure vado in campagna e dico volete le mie macchinette, sono le migliori, sono quelle più moderne. No, non funziona così, perché hanno dimostrato, come nei racconti i pentiti, ma decine di processi, che i territori sono spartiti in competenza, per competenza. Cioè ricordo, diciamo, i racconti di Femia, ma di quelli che vi ho raccontato, le intercettazioni,
che per andare a mettere le slot in una zona come Ostia bisognava parlare con alcune persone di Ostia. Ok? I calabresi che volevano venire a Roma sempre per il litorale romano dicevano andate a parlare con Femia, che quello ha gli agganci giusti per mettere macchinette. Quindi è un settore che dietro la facciata di liberalizzazione, legalizzazione, in realtà è sempre stato un monopolio di alcuni, no? Arriviamo così all'ultima evoluzione, il gioco d'azzardo online legale. Ora, diciamo, vedete quanto è facile, si scommette su tutto, cioè si può scommettere su Sanremo, si può scommettere su qualunque cosa, si può scommettere sui governi, si può scommettere su ogni tipo di evento possibile. Questo ovviamente ha portato al boom del gioco online. E il gioco online non è assolutamente immune dalla presenza mafiosa, anzi, cioè, chi aveva investito nelle slot fin da subito, il salto naturale è stato proprio il gioco online. Riprendo sempre i personaggi che vi avevo detto, che poi la loro storia dura fino a pochi anni fa in realtà. Loro fanno proprio questo salto qui, dalle slot contemporaneamente iniziano a investire in società estere che gestiscono i server per il gioco online, creando decine e decine e decine di siti, spesso fuori dai radar del fisco italiano, che giocano e fanno giocare. Ma parliamo di centinaia di milioni di euro, gestiti solo da uno. Io ricordo nel processo Femia, per esempio, a un certo punto questo personaggio contesta all'accusa e al presidente del tribunale dicendo: ma voi mi portate a processo me, ma io sapete quante tasse ho pagato allo Stato? In parte aveva anche ragione, cioè nel senso che lui è vero che truffava sul giocato eccetera, ma aveva pagato anche un sacco di tasse, perché, come dire, il suo giro d'affari era talmente enorme, no, che era costretto comunque a pagare una parte allo Stato. Vedete quanto poi le cose, no, è difficile slegare le due cose, perché il salto evolutivo delle organizzazioni mafiose ha portato anche a questo, a un adattamento anche, no, alle regole, in parte, quelle che ci sono ovviamente, quelle che ci sono delle organizzazioni mafiose rispetto al sistema normativo. Questo vuol dire però che le mafie hanno visto in questo sistema normativo un qualcosa che poteva, come dire, andargli bene, no? Ecco, questo dovrebbe farci molto riflettere, nel senso che di solito le mafie, quando c'è una norma, tendono a... no, invece qui nel settore sono adattate, perché in fondo conviene, è talmente grosso il giro d'affari. Per farvi capire quanto è importante il giro d'affari, prendiamolo online, Giulia ha citato già i dati della raccolta, stiamo parlando di 131 miliardi nel 2022 la raccolta, quindi poi diciamo le entrate per lo Stato sono di 10 miliardi, vedete quanto è la differenza, quando si parla anche di dove prendere i soldi e le tasse, non si pensa mai al settore del gioco, per esempio. Ma volevo farvi un esempio, mi sono occupato recentemente di narcotrafficanti, e voi dite cosa c'entra? Purtroppo spesso c'entrano e come dicevo prima i destini di queste storie, diciamo, si incrociano nel gioco. No, vi porta ad esempio quello che diceva un narcotrafficante in una chat criptata con un suo omologo, diciamo, con un suo collega. Lui è napoletano, era fino all'arresto il leader dei narcotrafficanti mondiali, tale si chiama Raffaele Imperatore. Parlando con il suo collega calabrese, in questa chat super segreta, analizzano il loro fatturato. Okay? Quindi per la prima volta noi abbiamo contezza di quanto un narcotrafficante può guadagnare in un anno. E lui diceva: noi con 30 tonnellate in un anno arriviamo a 990 milioni, quasi 1 miliardo, ok? Il punto è che per importare 30 tonnellate è una fatica. Cioè un'organizzazione per importare 30 tonnellate di cocaina dalla Colombia ha una struttura logistica imponente. Corruzione di agenti, corruzione di portuali, è un sistema enorme, un rischio enorme. Per guadagnare più o meno la stessa cifra nel gioco d'azzardo legale
è molto più facile, si rischia meno, perché come diceva il dottor Fanara, è vero che diciamo, quando possono contestano l'associazione mafiosa, ma non sempre e non in tutti i territori a volte è fattibile. Io ricordo per esempio fuori dalle regioni tradizionali, Calabria, Sicilia, Campania e Puglia, quanto è difficile ed è stato difficile contestare il 416 bis, cioè il reato di associazione mafiosa, a organizzazioni che gestivano grossi giri di gioco d'azzardo legale, ok? Perché questo, diciamo, come dire, ha tutte delle implicazioni, no? Giuridiche che sono, come dire, a tema di dibattito, tra l'altro ancora molto attuale, no? Cosa è la mafia al sud e cos'è la mafia al nord. Spesso la mafia al nord si comporta in maniera diversa da quella che agisce al sud, ma questo per una questione di convenienza, no? Cerca di farsi vedere meno, quindi sembra che manchi il controllo del territorio. Tutta la questione giuridica ruota attorno purtroppo ancora a una dimensione territoriale di controllo, di esternazione anche della violenza. Ecco, quindi, come dire, queste organizzazioni spesso riescono a farla franca su quel fronte quando lavorano e operano in territori che sono territori del centro-nord Italia oppure addirittura anche in Europa. E questo secondo me è, diciamo, appunto quello che poi rende molto appetibile il settore rispetto ad altri che sono ovviamente più rischiosi. Il traffico di cocaina sicuramente renderà di più in grandi quantità, ma è molto più rischioso. Con le tecniche soprattutto di indagini di oggi, in cui si riesce a penetrare addirittura sistemi chiusi e criptati che pensavano essere sicurissimi, i narcotrafficanti, è ovvio che è molto più complicato portare una tonnellata di cocaina in Italia che aprirsi 10 società che gestiscono il gioco online e fatturare in 5-6 anni quasi 1 miliardo. Ecco, questo è il quadro, però voglio ribadire che purtroppo qui non si tratta solo di una questione di repressione. Qui è necessario ripensare tutto il sistema, perché non dimentichiamoci anche, oltre alle presenze mafiose, quanta corruzione è stata rintracciata nel sistema delle concessioni statali, delle concessionarie, cioè quelli che devono controllare. E allora è evidente che qualcosa non ha funzionato in questa, diciamo, legalizzazione del gioco d'azzardo, cioè, mi sembra più che evidente. Peccato che non si riesca a fare un ragionamento serio, un po' perché le lobby, che sono molto presenti, spingono in una certa direzione e la politica forse ha poco coraggio per prendere iniziative di propria, appunto, iniziativa. Grazie dottor Tizian. Anche per lei spero che giunga l'applauso della sala. Sì, è arrivato, grazie. Bene, ne siamo lieti, grazie veramente. Ci sono stati moltissimi interventi nel frattempo dai social, ringraziamo tutte le persone che stanno partecipando, siamo molto contenti di questo, e nell'ultima parte del suo intervento lei ha risposto a molte delle persone che ci hanno scritto, non tanto con delle domande quanto con dei commenti che abbiamo avuto anche ieri sera, fra l'altro, quindi è un tema molto sentito, stimolato anche da questo incontro di oggi, perché molte persone sottolineano appunto il paradosso, la contraddizione tra uno Stato che contrasta l'illegalità o che lavora per la prevenzione e la cura delle patologie del gioco d'azzardo, però lo stesso Stato che poi ha liberalizzato, promosso. E lei ci ha già risposto parzialmente in questo senso. Lascio però la parola per un commento al professor Alessandro Naccarato, che è qui con noi appunto per una prima considerazione rispetto agli interventi che abbiamo ascoltato dei relatori. Prego professore. Buongiorno, intanto ringrazio gli organizzatori di queste importanti giornate di confronto. E una brevissima premessa, il tema di cui si sta parlando riguarda anche la nostra regione da vicino, nel senso che le indagini che prima venivano ricordate hanno toccato anche professionisti operanti, attivi a Padova e in Veneto, in particolare un'indagine molto importante, l'indagine gambling, ha visto, diciamo, un ruolo anche per operatori di questo territorio. L'altro dato che riguarda questo territorio, prima si parlava del riciclaggio, tra le segnalazioni
di operazioni sospette di riciclaggio che arrivano all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Il Veneto, anche per quanto riguarda quelle provenienti dai prestatori di servizi di gioco, si posiziona al 4º posto dopo Lombardia, Campania e Lazio, quindi dà l'idea di un'attività significativa. Ci sono 2 punti che velocemente volevo, diciamo così, anche girare agli altri relatori. Il primo punto riguarda il rapporto col mondo dello sport, in particolare del calcio, che è anche oggetto, diciamo così, dell'incontro di oggi, perché quando si parla di scommesse e di gioco c'è tutto il tema delle scommesse legate allo sport, all'attività per truccare gli eventi sportivi, quindi per alterare la corretta competizione sportiva. Questo io credo possa essere un argomento anche che attira l'attenzione dei più giovani, in particolare degli studenti. Questo lo vedo anche nel lavoro che svolgo, quando diciamo si arriva a parlare del calcio, e di solito non sono le grandi società, perché l'infiltrazione tocca proprio i campionati minori, come molte indagini hanno evidenziato. Qui probabilmente fare un punto può aumentare quindi l'attenzione e anche la consapevolezza degli studenti. Il secondo punto è proprio questo rapporto tra gioco legale e gioco illegale. E prima giustamente Tizian accentuava molto questo aspetto, cioè la finalità della legalizzazione era una e invece si sono, diciamo così, prodotti risultati in senso opposto. Forse vale la pena di rivedere non tanto l'impianto, anche questa, potremmo dire un po' illusione, aspettativa illusoria, che legalizzando un fenomeno questo possa essere diciamo così, gestito e risolto. Abbiamo visto risultati in controtendenza. Quindi secondo me queste 2 riflessioni possono aiutare appunto anche una maggiore attenzione da parte dei giovani. Grazie. Grazie a lei, un intervento che gradiamo molto, perché il tema della prevenzione rivolto soprattutto alle fasce giovanili della popolazione ci sta molto a cuore. Ecco, un commento su questo, se vuole, sul rilancio fatto dal professore Giulia Migneco. Ma rispetto, sicuramente secondo me sono i 2 aspetti più interessanti per riuscire a trasmettere quello che ci stiamo dicendo oggi ai ragazzi più giovani. Non sono state poche le indagini che hanno portato appunto a rivelare di giocatori che hanno venduto partite di calcio, soprattutto appunto in campionati più bassi, e quindi questo è sicuramente un elemento che dobbiamo raccontare quando parliamo di questo fenomeno, e che sicuramente può attirare di più i ragazzi che magari non immaginano neanche che può esserci questo dietro. Riguardo l'altro aspetto, è necessario secondo me rivedere in parte. Sicuramente abbiamo sbagliato dall'inizio, abbiamo liberalizzato senza riuscire a controllare, e quindi ad oggi se può emergere un insegnamento da questo, quando parliamo di liberalizzazione delle droghe leggere, penso in questo caso, ecco, sicuramente non dovremmo ripetere questi errori. Non si può legalizzare un settore senza permettere alle forze dell'ordine, alle autorità competenti di controllare quel settore, e in questo caso non è stato così, e adesso ad oggi è proprio impossibile. Per questo chiediamo come associazioni di ridurre ad oggi il settore, sicuramente non di proibire, perché ad oggi ormai è un mercato talmente grande che vorrebbe dire veramente regalare alle mafie miliardi e miliardi oltre a quelli che già fanno in questo settore, però bisogna trovare il modo per controllarlo in maniera maggiore, e quindi in questo momento sul settore azzardo ridurre. E se dovessimo fare una scelta di questo tipo sul mercato della liberalizzazione delle droghe, ecco, prendere da esempio tutto quello che abbiamo sbagliato in questo settore. Grazie Giulia Migneco. C'è una domanda da Paolo da Facebook che cito testualmente: si è parlato di nuove piattaforme di scommesse online, ma mi sembra chiaro che queste possono essere maggiormente attrattive per i più giovani che sono su internet più degli adulti. E allora come si fa a combattere anche il gioco d'azzardo somministrato su siti che spesso non controllano la maggiorità di chi vi gioca? Giro questa domanda al sostituto procuratore. Sì, grazie. Prima di questa domanda, se permettete, volevo parlare anch'io dell'aspetto del calcio, che credo sia molto interessante. Vi dicevo prima della possibilità di vedere le giocate anomale per i singoli eventi sportivi, per le singole partite di calcio. Ve lo lascio come input. E come input vorrei anche ricordare che sono state sequestrate delle squadre minori
proprio perché i proprietari erano delle persone che erano sostanzialmente affiliate alla mafia e che avevano interesse a avere le società per un maggiore controllo del territorio, perché naturalmente, come voi sapete, essendo degli eventi, le squadre di calcio molto seguite dalla popolazione, è chiaro che tu poi vieni riconosciuto nel territorio e acquisti anche un prestigio sociale diverso. E poi ancora nel calcio vi ricordo che ci sono tutti gli aspetti relativi alle infiltrazioni nel tifo. Nel Veneto, peraltro, soprattutto nella zona di Verona, ci sono grossi problemi, diciamo, tra virgolette, e anche queste sono a volte collegate ad associazioni mafiose. Vedremo nel futuro che indagini ci saranno su questo aspetto. Per quanto riguarda la domanda specifica, invece, torno alla domanda specifica sul controllo. Qui in linea teorica i controlli dovrebbero essere effettuati, nel senso che quando si apre un conto di un gioco online vi dovrebbero essere i controlli. È chiaro però che, come vi ho detto spesso, se ci si rivolge a delle piattaforme totalmente black, diciamo, come dicevamo prima, lì addirittura il conto viene aperto a nome di persone inesistenti, viene aperto dallo stesso titolare della piattaforma e da altre persone che ti fanno giocare, tra virgolette, con il loro conto. Quando invece, diciamo, la piattaforma è più legale, in un certo qual senso, è chiaro che ci dovrebbero essere i controlli che spesso non ci sono. Speriamo in una riforma legislativa in questo senso che possa permettere naturalmente maggiori controlli e controlli più efficaci. Questa è l'unica cosa che si può fare sostanzialmente. La polizia postale effettua moltissimi controlli comunque su questi tipi di attività. Intanto naturalmente i conti online, noi abbiamo la possibilità già dalle banche dati immediatamente di individuarli e di vedere anche le percentuali di gioco e quello che esattamente succede. E poi la polizia postale fa comunque dei controlli e oltre a oscurare i siti fa anche dei controlli in ordine alle persone che hanno dei conti online in questi siti e qualche volta, ormai sempre più spesso, riesce comunque a individuare le persone che non dovrebbero avere questi conti e li hanno sostanzialmente. Grazie. Grazie a lei, dottore. Una domanda anche ci arriva sempre dalle persone che ci scrivono in videocollegamento per Giovanni Tizian ed è la seguente. Chiede come si fa a trovare il coraggio di essere testimoni di legalità, vista anche la sua esperienza personale. Ecco, questa domanda la giriamo volentieri perché l'idea è anche quella di trasmettere modelli e valori positivi in alternativa a quelli che, come dicevamo prima, sembrano attraenti per i giovani e i giovanissimi. E qui vorremmo una sua testimonianza in proposito, un messaggio per i ragazzi che ci ascoltano. Queste sono sempre domande più difficili perché no, insomma, credo che sia poi anche tutto parte intanto da una responsabilità che ha ogni cittadino, poi a volte si scelgono mestieri, diciamo, che hanno una loro, credo, funzione anche sociale, come quella del giornalista, e quindi la responsabilità anche di raccontare e di aggiornare, di mettere a conoscenza la comunità in cui si vive. Io ho cominciato così, in una piccola comunità, cioè una piccola comunità in provincia, dove comunque i legami, no, la voglia anche di conoscere certe cose era molto forte. E quindi questa responsabilità nei confronti di chi ha necessità di sapere e conoscere per affrontare un qualcosa di sconosciuto, no, come le organizzazioni mafiose e il potere mafioso. E questo è fondamentale. Quindi non si tratta tanto di coraggio, ma probabilmente semplicemente di anche sentire il peso e la responsabilità nei confronti di chi ci legge, di chi vuole conoscere, di quella fetta ampia di popolazione che non ha intenzione di rimanere indifferente a tutto ciò che è malaffare, è prepotenza e arroganza. E quindi questo ovviamente ci spinge ad andare avanti, soprattutto un cronista vive di questo, cioè la consapevolezza che con il racconto e con lo svelare alcuni meccanismi il cittadino diventa più consapevole e quindi diventa un cittadino che può ed è in grado di scegliere e soprattutto anche di essere libero da eventuali
tipologie di ricatto, tipo appunto quello che può essere il gioco, no? Se noi raccontiamo come funziona un sistema, poi un cittadino lo sa e può scegliere, no? Può scegliere se continuare a fare finta di niente oppure invece mettersi in gioco, nel vero senso della parola, e aiutare magari un amico che è in difficoltà, provare a portarlo fuori da quel sistema. Ecco, quindi noi in realtà, ripeto, non è tanto il coraggio, è la responsabilità che abbiamo di quando ci iscriviamo all'ordine e decidiamo di fare questo mestiere. Poi questo dico ai giovani, soprattutto ai giovani che vogliono iniziare a fare questo mestiere, vogliono iniziare a fare il giornalista, di tenere presente questa cosa qui, che non scriviamo per noi stessi, ma scriviamo per dare un servizio a chi ci sta attorno, alla comunità in cui siamo immersi. Grazie. Mettiamoci in gioco e siamo tutti in gioco sono appunto alcune delle parole chiave, anzi il titolo stesso di questa settimana. C'è il tempo per un'ultima domanda ancora per il dottor Tizian, una persona che si interessa ai ragazzi, ai giovanissimi che però vivono in ambienti malavitosi e quindi sono abituati a questo mito dei soldi facili, eccetera. Quindi come si fa a promuovere l'interesse e la passione per una vita legale in questi ambienti? È sempre più difficile perché non riguarda solo loro, cioè non riguarda solo questi ragazzi che vivono in contesti familiari in cui ovviamente fin da piccoli vengono inculcati valori mafiosi. Me ne sono occupato tantissimo perché è un tema a cui tengo tantissimo, i ragazzi cresciuti nelle famiglie di mafia, la pedagogia criminale. Il problema è che ormai è sufficiente, per assorbire certi valori, è sufficiente guardarsi una partita di calcio, e questo è il problema. Cioè, io ieri sono interista, lo ammetto, guardavo il nuovo sponsor dell'Inter, una società di gioco d'azzardo svedese che fattura miliardi. E ora, cioè, capite, lo sport doveva essere, doveva essere invece un veicolo di valori positivi, no? Ecco, cosa è diventato? È diventato un po', diciamo, anche no, il simbolo di un paese, è diventato anche il veicolo di alcuni messaggi che arrivano a una larga fetta delle nuove generazioni, ma così il calcio come del resto molti altri ambiti della vita. Cioè, quindi ci sono, come dire, ormai questioni che non riguardano solo appunto chi cresce in una famiglia mafiosa, il valore, quello che per loro è un valore, cioè il fatto di poter arrivare prima aggirando qualunque tipo di regola, e questo è un principio purtroppo che si è affermato sempre di più nella società, al di là della famiglia di provenienza, se criminale o meno. È ovvio che in certe famiglie, soprattutto nelle famiglie di boss importanti, ci sono ragazzi esposti quotidianamente all'educazione criminale imposta dai padri e dagli zii. Ci sono tantissime storie. Io ricordo quella di un ragazzo di 9 anni costretto a viaggiare con il padre in Calabria per trasportare la cocaina fino in Campania, e soprattutto assisteva alle riunioni di organizzazione del traffico internazionale. Quindi in quella situazione è quasi scontato che sia così, e diciamo ci sono tribunali per minori che hanno lavorato, ci stanno lavorando, così come la Direzione Nazionale Antimafia, cioè c'è tutto un sistema in atto. Il problema è quello che rimane fuori, cioè quelli che non provengono da quelle famiglie lì e che sono esposti a continui stimoli negativi che vanno in quella direzione lì. Cioè il messaggio è: fregatevene delle regole, chi segue le regole è un idiota, cercate la scorciatoia per arrivare prima. Ecco, questo che bisogna tenere presente, è quello che mi fa più paura. Grazie ancora una volta, è certamente un messaggio che stimola tutti i nostri spettatori, in particolare la fascia a cui ci rivolgiamo in questi incontri del mattino quando parliamo di ragazzi, di età evolutiva, cioè gli educatori, gli insegnanti, i genitori, tutte le persone rappresentate qui oggi anche dal nostro professore che lavorano con i ragazzi. E quindi questo messaggio ci stimola ulteriormente ad essere maggiormente presenti nella loro esperienza, nella loro vita come educatori, proprio per facilitare l'esperienza
anche relazionali con noi, della legalità e dei valori che vogliamo trasmettere. Abbiamo l'ultimo proprio secondo per dare testimonianza ancora una volta dei molti stimoli. C'è una persona che ci scrive amareggiata per il fatto che in una strada di Roma venga aperto un nuovo casinò proprio vicino ad una scuola, e quindi notava e sottolineava questa contraddizione molto forte, rammaricandosi di questi aspetti. Abbiamo però anche una persona che ci scrive su Facebook, Maria Teresa, sottolineando la bellezza di aver sentito parole che rimandano all'immagine dello Stato come un padre che tutela i suoi figli, e quindi questo è certamente una nota positiva che vogliamo sottolineare in chiusura di questo incontro. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito e che hanno interagito, ringraziamo il professor Alessandro Naccarato che ha partecipato in presenza, ringraziamo moltissimo Giulia Migneco di Avviso Pubblico che ci ha raggiunti qui in presenza, una presenza veramente molto gradita e una testimonianza che ha fatto onore alla nostra settimana Cambio Gioco. Ringraziamo Giovanni Tizian in collegamento con noi, gli auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. E un ringraziamento anche al dottor Antonino Farara, sostituto procuratore. Grazie mille. Grazie per essere stati con noi anche fino al termine dell'incontro, nonostante i vostri molti impegni. UL6 Euganea di Padova vi ringrazio a tutti di cuore per aver partecipato, vi invitiamo a scaricare il programma di questa settimana dal sito www.cambiogiocoul6.it. Vi aspettiamo alle 17:30 per il prossimo appuntamento in programma che si intitolerà Se spendo bene sto meglio, sane condotte di consumo ci aiutano a prevenire anche la dipendenza da gioco. Avremo con noi il dottor Sergio Sorgi, un sociologo, esperto di welfare ed economia personale ed educazione finanziaria, e quindi avremo un ulteriore strumento per analizzare questo tema del gioco d'azzardo e promuovere ulteriormente la cultura della prevenzione e della salute, che è l'obiettivo di questa settimana intitolata Siamo tutti in gioco. Vi auguriamo buona continuazione di giornata e vi aspettiamo alle 17:30. Grazie a tutti.